questo è un momento per me di grande soddisfazione, perché intanto interrompe un percorso lungo fatto in completa solitudine di scelte e di risoluzione del problema accoglienza. E poi diciamo che dà il segno che la stessa accoglienza può avere anche una sua evoluzione importante, perché intanto diventa una sorta di accoglienza partecipata, quindi di prossimità, di vicinanza corale, e soprattutto apre la possibilità che dall'accoglienza si possa partire per percorsi integrativi, per percorsi che possono realmente dare delle soluzioni di vita a queste persone. Don Luca Facco della Caritas di Padova, un accordo questa mattina in prefettura, cosa riguarda e quali gli obiettivi? È un accordo tra la Prefettura, le cooperative sociali, Federazione dell'Età e la Caritas per dare la possibilità di accogliere i richiedenti asilo politico non solo negli appartamenti ma anche presso le famiglie che mettono a disposizione la loro casa, le loro capacità relazionali per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Quindi microaccoglienza, ecco, che disponibilità avete avuto da parte delle famiglie? Noi crediamo proprio nell'importanza di un'accoglienza nelle famiglie, perché lì si gioca soprattutto l'integrazione e l'accoglienza. Crediamo che ci siano molte famiglie disponibili a mettere a disposizione le loro capacità, le loro competenze, le loro risorse. Noi punteremo alle famiglie che sono già inserite in un tessuto comunitario, che hanno già fatto percorsi formativi o attraverso percorsi missionari o percorsi di gruppi familiari, in modo che mettano a disposizione proprio le loro capacità.